Ciao Fioi, oggi siamo in provincia di Venezia, nella provincia di Debbie. Esatto, finalmente. Siamo a Scaltenigo per la precisione, alla trattoria Il Sogno. È un posto segnalato dalla guida Michelin, Bib Gourmand, quindi un posto che ha dei prezzi contenuti ma che ha una qualità delle materie prime e della cucina che è stata oggetto di valutazione dalla nostra amata guida Michelin. Amata? Sì, dai, amata, dai. Sì. Dai, siamo venuti qua perché abbiamo visto che non c'era nessun video sull'internet e quindi volevamo per forza mappare questo posto, quindi prima volta che veniamo, non conosciamo assolutamente nulla della cucina. È il paese in cui è nata la mia nonna, quindi sono molto gasata di essere qua, anche se appunto nessuno è mai venuto a mangiare qui, nessun mio parente, quindi siamo proprio in avanscoperta. Sì, quindi siamo ansiosi di mangiare tutte queste cose buone che abbiamo visto e di capire se ne vale spacca, la pena. se spacca. Esatto. Andiamo a mangiare. Cercavamo quel posticino in mezzo al niente, come potete vedere siamo in mezzo al niente, nel senso che due strade in campagna, una asfaltata e una non, che ti portano qui. Qui chiamava un qualcosa di tradizione, la tradizione nostra è il carrello dei bolliti, perché nel nostro territorio c'era pochissime persone, forse nessuno a parte due importanti, che facevano il carrello dei bolliti e noi eravamo un po' in mezzo a questa linea di confini tra strade e quant'altro. Abbiamo provato tra giorno e notte a capire le varie tecniche, varie cotture della carne. Abbiamo detto beh, questo è un posto giusto. Dopo ci abbiamo attaccato i nervetti, la gallina padovana in saor, dipende l'estero che ho, la zuppa di trippa, la trippa alla parmigiana, cioè tutto quel mangiare diciamo della nonna. Gli antipasti devo dire che mi stanno già gasando un po'. Cioè c'è tutto quello che vorrei avere come antipasto, cioè prenderei tipo tutti. Dico gli antipasti perfetti per una trattoria in provincia di Venezia. Ci sono i nervetti, la gallina in saor, che vabbè, ti dici o le sarde o la gallina devono esserci. Poi c'è i carciofi, vabbè, magari meno, le cappesante ci stanno, la pancetta de casada, anche quella mi gasa, con la giardiniera fatta in casa, anche là. Not bad, really not bad. Buon profumo. L'aspetto bomba secondo me, no? Il saor è un condimento che in genere si utilizza sulle sarde ma anche sul pollo, a base di cipolla, agrodolce spesso, uvetta e pinoli. Qui vedo anche dei peperoni, però ci stanno bene. Buona, la gallina è super buona. Come previsto dal saor, cioè il piatto, la piattanza è fredda comunque, cioè non è cotto al momento, ecco. Bello cipolloso. Molto. La gallina viene lessata e spolpata, quindi una gallina piccola a livello di forma proprio piccola. La particolarità quando la vedi che corre al ciuffo è una bella gallinella, cioè, però dopo viene trasformata lessa, buona esatto, buona, e quindi viene fatto questa sorta di gallina marinata, macerata diciamo con il saor. È una preparazione semplice nostra, perché abituati a le sarde in saor, dopo uno può fare il radicchio, la zucca, tantissime cose. Noi siccome facciamo lesso, quindi trattiamo carne lessa, ci stava molto bene questa gallina padovana in saor. Molto buona questa gallina. Purtroppo l'ho mangiata tutta senza farla assaggiare a Debbie che voleva assaggiarla. Vuol dire che era buona, cioè non ci ho proprio fatto caso. Quando sono il periodo di carciofi di Sant'Erasmo e Castraure utilizziamo anche quelle. Assaggiamo questi carciofi con il morlacco che onestamente hanno un aspetto pazzesco e anche un bel profumino. Ora ho un bel boccone di carciofo e formaggio. Sembra proprio buono. Che buono, è proprio goloso ma sano, cioè perché è un carciofo di base, no? La situazione si è fatta un po' calda, hot situation. Questo piatto sembra una bella hit, c'ha un profumo ottimo. Vabbè, cheers! Allora io dal 2010 che faccio carne, tutto prima io ho sempre fatto pesce. Amo il pesce nel cucinarlo, nel pescarlo e nel vederlo. Nel senso che io sono un pescatore quando ho tempo in Laguna Veneta, quindi tranquillo, però tutta quella parte di
pesce per me è sempre stato uno stimolo più complicato ma più divertente da lavorare. E ci voleva qualcosa di pesce, molto semplice, quegli spaghetti là me li porto però, dico la verità, dalla Ragnatela. Quel piatto lì me lo porto nel cuore, quindi per me è un cavallo di battaglia. Se tu mi dici che cosa vuoi mangiare, io, se vuoi venire a mangiare, vieni a mangiartelo con lo spaghettino integrale, fatto bene, calibrato giusto, Perfetto, il piccantino giusto. Cioè. 10. Molto buoni questi spaghetti. Il calamaretto, pazzesco, buonissimo. Ma proprio sono minuscoli. Veramente il sugo, diciamo, semplice, molto base, ma ben fatto. La pasta è condita molto bene. Tanta roba. Super promossi. Cioè, guarda quanto sugo. Poi veramente questi calamaretti sono la fine del mondo. Bella, è tutta rigata, molto carina questa pasta, mi piace molto. Assaggiamo. C'è anche proprio pomodori. Particolare. Pomodorini. E poi c'è tipo una cremina che penso sia la pera, che è molto dolce. Ad esempio il ragù d'anatra nostro ha le mele all'interno per dare quel tocco di dolcezza. E lui viene cotto con salata, cipolla, olio e la mela, succo d'arancia, 2 arance spremute e un goccio di vino, ma proprio per sfumarlo un attimo, bassa temperatura, cioè basso a fuoco minimo, lo lascio là. E poi viene fatta questa purea di pera cotta a bassa sottovuoto, con all'interno sale, pepe e olio ma sottovuoto, quindi resta tutto là, e dopo emulsionata e frullata, e la grattatina di ricotta affumicata sopra, che secondo me amalgama un po' anche quella parte di toccetto del sugo d'anatra che ti resta nel piatto con la ricottina che fai che a scarpetta là, che sta. Assaggiamo questi maccheroncini. Intanto è un formato di maccheroncino un po' più grande di quello che ho conosciuto in passato. Sono un po' in difficoltà, nel senso, io sono un grande fan del ragù d'anatra tradizionale, questo mi aggiunge un po' troppi gusti, se vuoi. L'anatra mi è meno protagonista. Per il resto la pasta è buona, ben fatta. Non lo so. Devo ancora... Secondo me è buona come pasta. È buona come pasta, però Ha poco a che fare con un ragù d'anatra. tu ha poco a che fare con il ragù d'anatra, sono d'accordo. Cioè, ne preferisco altri, secondo me. Però interessante che abbiano voluto proporre la loro versione. Allora, abbiamo deciso di prendere come secondo l'anatra e al forno probabilmente per capire un po' come la cucinano, perché l'anatra nel ragù della mia pasta non è che ci abbia convinto tanto. Devo dire, d'impatto, super umidina. Molto morbida. Buona. Check it out, check it out, check it out. Molto ben cotta. Davvero intrigante, perché non c'è una croccantezza, diciamo, che quando io faccio l'anatra ci faccio anche un po' di laccatura, diciamo. Invece questa è tutta morbida, cioè la pelle esterna. E dopo l'anatra, il resto è venuto un po' dopo, nel senso che perché vedevamo un feedback della gente positivo, perché noi per molti anni abbiamo lavorato soltanto con il nome, ma indicazioni stradali, ce ne 2 cartelli che abbiamo messo su molto dopo, ma perché aveva detto se uno vuole venire a mangiare bene o male, quello che vuole, però da venirne a trovare. Parlandone potrei anche commuovermi, perché io sto raccontando a voi la mia grande passione che ho da sempre, perché ho iniziato a lavorare a 15 anni, non perché ho genitori ristoratori, ma perché amo il mio lavoro. Tanto buona, eh? Non sa per niente di selvatico, morbidissima, cotta molto bene. Una frolla bella bevuta, no? Buona? Molto particolare, no? La forma. Con le mele cotte così. Buona? Molto sfiziosa.
Il sogno è un luogo essenziale nelle forme e nelle dimensioni, dove emerge davvero la personalità dello chef Marco. Il menù racconta la sua idea di buon cibo, una passione nata in adolescenza e mai abbandonata. Torneremo sicuramente con il freddo per assaggiare il bollito ed estate per vivere la parte esterna del locale. Il conto non è basso, ma sicuramente in linea per una trattoria gourmet. Abbiamo infatti speso 80 euro per tutto ciò che vi abbiamo fatto vedere, 2 calici di vino e un buonissimo caffè monorigine. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale e fateci sapere nei commenti cosa vi piacerebbe vedere nel prossimo episodio.